maestro Silvano Plafford, unico, ce l'abbiamo solo noi, pensate un po', e non è detto che questo sia un bene. Bentornati a Fantastici in compagnia del nostro ospite speciale Maci. Ciao a tutti. Maci, ricordiamolo, 38 anni Sì. di Padova, nostro fan, Sì. stiamo facendo delle domande curiose per conoscerlo Grazie. meglio. Qual è la persona che nella tua vita conta di più? Mi nonno. Tuo nonno? Sì. Conta E conta di- molto e vai perché poverito regala Alzheimer, non sa neanche io quel disco. Sentiamo il nonno di Maci. Sì, So santo che il no. maestro Silvano Plafford ha preparato una canzone che parla di Alzheimer, vero? Se me la ricordassi... Non si ricorda neanche io. Non è detto che questo sia un male. Andiamo avanti con la seconda domanda. Sì. Ti capita mai di avere un'idea geniale ma poi in realtà ti accorgi che era una cavolata? Beh, mi si è capitata una volta, io avevo questa idea, adesso divento un genio, invece era una cavolata. Per mio nonno ieri a fare faigname, no? Sì, mi ricordo che me l'hai detto, sì. Ieri ero in bottega con io, mi vedevo tutta sta gente che veniva avanti e indietro con questi mobili giganteschi, si noleggiava i camion per portare a casa i mobili. Beh, d'altronde. Ma che questo, no, non sto attento, poi invece di fare i mobili grandi, ti monti degli spacchetti a tocchi e ti metti dentro uno scatolone grande, no? E ti metti dentro l'istruzione, così la gente si monta a casa e te che dai una bella sporta di videte e di chiavi, però te che metti anche 2 o 3 video in più, così dopo la gente che va a finire di montarlo che vi il dubbio aver sbagliato. Ma fare il bastardo così dopo il cliente tornano. Però quando hai avuto questa idea? E che avevo 8 anni, ero piccolo, ma per fortuna che mio nonno non mi ha ascoltato, dai, è una bueata, che idea è. Una gran bueada, Grazie. una gran bueada. Grazie maestro Silvano Plafford, grazie. Soprattutto quando finisce le dico grazie. Allora, qual è la persona più strana che hai incontrato in vita tua? Così si doppia, come faccio a dirti la persona più strana che ho catato, ti riusciti a rispondere così un attimo? Sì. Guarda, addirittura avrei l'imbarazzo della scelta. sì? Ma andiamo avanti con l'ultima domanda. Ti ricordi l'ultima volta che hai pianto? E scusa, hai un momento base tristezza? Sì, però mi piace, con queste feste eravamo qua. Grazie maestro. Mi ricordo sì che praticamente mia mamma che tenia tantissimo voglia a fare una torta, una crostata con la cioccolata, però doveva andare a lavorare il pomeriggio e mi ha detto Maci mi raccomando non sta a toccare la cioccolata che è sua credenza. E mi ha detto vabbè ti prometto che ho detto a mia mamma. Invece appena che se ne io tolta ero finita tutta perché sono goloso di cioccolata e ho mangiato tutta quanta la cioccolata. E così vengo a casa la sera e era da fare la crostata, una sera cattata senza cioccolata. E mi ha detto molto di parole, ma me ne ha dite tante, guarda, tante di che parole che mi ha mandato in letto e dormire, vai in camera tua, ha detto, sono corso in camera mia, mi sono messo con la testina sotto il cuscino e ho pianto tutta la notte, mi ricordo ancora il cuscino con i gattini, con i cagnetti, guarda. Sono particolari nitidi. Quando è successo questa cosa? Ieri sera. Scusa. Vabbè, io direi che anche per questa serata è tutto. Ringraziamo Maci, ringraziamo il maestro Silvano Plafford. Scusa mamma, non volevo mangiare cioccolata.